Buonasera a tutti e benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Sono prossimi al via i cavalli partecipanti alla prima corsa, una prova per 2 anni, vincitori da 1.000 a 11.000 euro in carriera, 2.060 i metri da percorrere. Sistemato il freno a Favola e K, accorciato il freno per tenerla più concentrata dopo una sgambatura di un'ora fa non convincente. La favorita è il numero 1 di Fenice del Ronco, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata per Ivan Petronelli, il team Cecere. Una portacolori di Antonio Lucera che si è presentata davvero molto bene nelle prime 2 uscite della carriera, con un primo e un secondo posto alle spalle di un soggetto molto stimato come Folletto Car. Ma è ora di andare in pista, la macchina si muove per questa prima corsa con il numero 1 Fenice del Ronco, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 2 Fiamma BFC, Carmine Piscoglio, 3 Favola e K, Pietro Gubellini, 4 Freccia degli Dei, Maurizio Cheli, 5 Frankie Matley, Battista Congiu. Allenamento completato quando mancano 150 metri allo stacco. E sono partiti. La rottura di Fenice del Ronco e così va al comando Favola e K che scavalca Fiamma BFC, si installa al comando all'imbocco della prima curva, terza posizione per Freccia degli Dei, la quarta per Frankie Matley, insegue a non meno di 50 metri Fenice del Ronco. Si completano i primi 200 metri in 16,5. Pietro Gubellini ha preso la testa e ora rallenta il ritmo, insalchi alla sua figlia di Everytime Bourbon, che al primo passaggio davanti alle tribune guida liberamente. Alle sue spalle rimane Fiamma BFC, la quale precede Freccia degli Dei, Frankie Matley e Fenice del Ronco, che visto il primo quarto di gara in 33,5 è riuscita a ricongiungersi. Si viaggia addirittura sul piede dell'1,24 al chilometro, i 600 in 56. Rallentamento ulteriore quello operato al comando da Pietro Gubellini con l'allieva di Fausto Barelli. Si va a completare il primo giro di corsa, mancano ora 1200 metri alla conclusione, 33,4 anche il secondo quarto di gara, 1,7 per i primi 800. Si ridurrà tutto a una volata molto breve probabilmente, e Favola e K la affronterà al comando quando siamo al completamento del primo chilometro in 1,23,5. La battistrada inizia leggermente ad accelerare. Ultimo passaggio davanti alle tribune prima dell'arrivo, Favola e K in vantaggio, Fiamma BFC nella sua scia, precedere Freccia degli Dei, quindi Frankie Matley e poi Fenice del Ronco. Sposta dalla seconda posizione Fiamma BFC che va a fare match con Favola e K, la quale accelera ovviamente per provare a mettere in difficoltà l'imbattuta rivale. C'è 15,1 per la curva di destra, segno che si è cambiato completamente registro e Fiamma BFC dà un severo attacco a Favola e K, la quale ribatte, riguadagna una mezza lunghezza dopo essere stata apparigliata completamente. Il miglio di gara in 2,8 allunga la battistrada che mette in difficoltà Fiamma BFC. Nella scia ora c'è Freccia degli Dei che si prepara per andare in open stretch a 200 metri dalla conclusione. Favola e K in vantaggio, Fiamma al largo, Freccia di dentro, Favola che si difende, l'attacco di Freccia degli Dei, Favola e K che allunga, Favola e K che viene a vincere come vuole, mentre per il secondo posto probabilmente Fiamma BFC. Arriva un nasino avanti a Freccia degli Dei, ma la prospettiva potrebbe ingannare, bisogna andarla a rivedere. Successo facile per Favola e K, Pietro Gubellini, Fausto Barelli, colori di Graziano Caprani. Dopo una sgambatura non affatto convincente, mette la mascherina chiusa per tenerla più concentrata, tira un paio di buchi al freno prima di partire. Gli accorgimenti di Pietro sono quelli vincenti, vittoria media di 1,18,5. La chiusa veloce. Andiamo da Micol Fenzi per il commento della corsa, mentre la foto per il secondo potrebbe aver dato ragione a Freccia degli Dei.